Nonostante il dolore e il peso, il gattino è riuscito a tornare a casa trascinando la zampetta ferita e incastrata in una grossa tagliola. È successo a Campodarsego. La padrona della bestiola, dopo aver curato il suo gatto che si chiama Micio Rosso, ha fotografato la micidiale tagliola e denunciato il fatto sui social per avvertire la comunità. Ecco anche la foto dell'animale ferito. Abbiamo scelto di nascondere la parte della zampetta perché l'immagine è troppo cruenta. Il gattino si è ferito nella zona di via Piovega Nord. È un episodio inaccettabile, racconta la padrona preoccupata, che ha già sporto denuncia anche alla polizia provinciale. E la tagliola è una tagliola molto grande che l'abbiamo anche pesata, che pesa 800 grammi. Non mi spiego assolutamente come il gatto possa essere tornato a casa, perché noi abitiamo in una casa completamente recintata, con una rete metallica alta più o meno un metro, minimo 1,5 metri. E quindi il sospetto è anche che qualcuno possa aver introdotto il gatto con la tagliola appesa da terreni limitrofi, perché è impossibile che il gatto abbia potuto saltare con questa cosa attaccata. La foto della tagliola postata sui social ha suscitato lo sdegno di molti, che hanno deciso di avvisare anche il sindaco e le associazioni animaliste. La trappola è davvero pericolosa e avrebbe potuto ferire anche un bambino o un adulto. Il gatto è stato curato dal servizio veterinario, ma se non si rimargina la ferita rischia l'amputazione della zampetta.